E cosa ci prepariamo di buono oggi? Oggi ci prepariamo 2 bomboloni salati. All'interno purè e galvanino. Ma sono buonissimi e semplicissimi da fare. Andiamo, andiamo. Farina, ho sciolto il lievito di birra fresco nel latte con mezzo cucchiaino di zucchero. Mescoliamo, ci aggiungo un uovo, ho aggiunto l'uovo, aggiungo la sugna, ma potete aggiungere il burro tranquillamente. Ecco qua, mescoliamo e in ultimo aggiungo il sale. E impastiamo. Dimmi, grazie. No, niente. E cucini di buona? Facciamo dei bomboloni fritti salati. Senza crema. No, questi sono salati, questi col purè all'interno. No, allora è più buono. Eccolo qua, l'impasto è bello morbido. Io lo metto qua, copro e lascio raddoppiare. Nel frattempo che lievita, noi dobbiamo cuocere delle patate. Io ne ho schiacciate 4 grandi, non mi serviranno solo per questa ricetta. Cotto le patate, le ho schiacciate, le ho lasciate raffreddare. Ho aggiunto un uovo, formaggio grattugiato, sale e pepe. Se a voi piace anche un po' di prezzemolo va bene. Ecco qua, questo è qua. Adesso ci diamo una bella mescolata. Così. L'impasto è quasi pronto. Dopo un paio d'ore raddoppiato, ce lo trasferiamo qua, così. Prendiamo un po' di farina. E prendiamo anche un mattarello. Lo allarghiamo un po', ci mettiamo il purè, cioè le patate che ci siamo preparate prima, e io ci metto un pezzettino di galvanino. E a questo punto chiudiamo bene. Ecco qua, li prepariamo tutti. Sicuramente non verranno tutti della stessa misura perché non li possiamo fare come vogliamo. Iniziamo, io ho messo olio di girasole per friggere. Ecco qua, con questa dose qua, come le ho fatte io, ne escono 6. Un po'. Eccoli pronti, provateli.